Martina potrà tornare in bici portata dalla mamma, rimetterle le braccia sulla vita e risentire la sicurezza che le dà questo gesto. Si chiude così una brutta storia, quella del furto della loro bicicletta chiusa in ospedale durante una visita della bambina. Una vigliaccata che aveva gettato nella rabbia e nello sconforto la famiglia di Volta Barozzo, monoreddito, 2 figli, dei quali una bisognosa di cure continue. Perciò la felicità dei genitori, Salvatore e Patrizia, davanti al dono dei padovani è palpabile. Io ringrazio tutta Padova e provincia per la solidarietà che c'è stata per questa cosa qua che è successa e spero che non succederà mai più a nessuno, né a mia figlia né a altri bambini, né a tutti, cioè non devono succedere queste cose qua, specialmente dentro un ospedale dove si va a fare delle visite, che si viene giù e magari uno è anche un po' sotto shock dalla visita o dall'aspettare su, cioè, non si ritrova la bicicletta o la macchina. Una mobilitazione spontanea di pubblico e privato. La provincia, con il vicepresidente Gottardo in prima persona, Chiara Azzena di Team for Children e molte persone che hanno finanziato e permesso l'acquisto immediato di una nuova bicicletta. Una storia bella che voglio dedicare a tutte le mamme, siamo a pochi giorni dalla festa della mamma, voglio dedicare a tutte le mamme di questi bambini fragili che ogni giorno combattono e si impegnano tantissimo per cercare di vivere al meglio. Fare la madre, fare il genitore è sicuramente un atto d'amore, ma questo non basta e noi abbiamo voluto dare il nostro contributo a Martina e alla mamma Patrizia. Grazie a tutti, col cuore.